Ha cercato di eludere un controllo nella metropolitana di Roma fingendo di avere fretta. Poi, vistosi braccato, è fuggito lungo il tunnel di servizio fino a cadere sui binari. Quando gli agenti lo hanno raggiunto, ha tentato con un goffo gesto di disfarsi di 2 sacchetti contenenti 20 ovuli di eroina. È finita così la corsa del 27enne di origini tunisine che è stato arrestato dalla Polizia di Stato ed è ora gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È accaduto alla fermata Piramide della linea B, dove gli agenti del nucleo Polmetro avevano notato il giovane in atteggiamento nervoso nei pressi dei tornelli. Alla richiesta dei documenti ha provato ad allontanarsi frettolosamente, adducendo come scusa un presunto ritardo per poi scattare improvvisamente in fuga verso la banchina in direzione Laurentina. Ne è nato un inseguimento lungo il tunnel di servizio, durante il quale il giovane, percorrendo la passerella laterale nel tentativo di divincolarsi, ha perso l'equilibrio ed è finito sui binari, riportando una ferita alla gamba. Impossibilitato a proseguire, è rimasto a terra fino all'arrivo degli agenti che nel frattempo avevano richiesto l'immediata sospensione della circolazione dei treni per mettere in sicurezza l'area. Vistosi scoperto in un ultimo moto di disperazione, il giovane ha estratto dallo zaino 2 sacchetti trasparenti cercando di nasconderli sotto la passerella, ma i poliziotti li hanno recuperati in pochi secondi. Contenevano 20 ovuli di eroina per un peso complessivo di circa 200 grammi. L'arresto del 27enne tunisino si aggiunge agli altri 3 operati negli scorsi giorni dalle volanti del sottosuolo lungo la metro A della Tube Capitolina.